Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco Pendolino del Comune di Aragona, i componenti del cartello sociale della provincia di Agrigento hanno avanzato formale richiesta di convocazione di una seduta del Consiglio Comunale aperto riguardante la volontà dell'amministrazione comunale di concedere una variante urbanistica al fine di consentire la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti. A tal proposito i componenti del cartello sociale, sindacati e Chiesa avvertono la necessità di acquisire gli opportuni aggiornamenti in merito, considerando anche che nessuna informazione finora ha raggiunto i cittadini sulla natura, le dimensioni e l'impatto ambientale che l'impianto potrebbe avere sul centro abitato, sul vicino ospedale di Contrada Consolida e sulla non distante scuola, parliamo dell'Ipia Fermi, e sulla stessa area industriale ASI, si fa pertanto formale richiesta di una convocazione di una seduta del Consiglio Comunale aperto del Comune di Aragona, in modo da dare vita a un confronto con le varie associazioni, le forze sociali, i cittadini e i portatori di interesse del territorio, in modo da ricevere, alla presenza della ditta interessata alla costruzione dell'impianto, le indispensabili notizie e poter quindi rassicurare l'intera popolazione.